Amici telespettatori, ben ritrovati a Eventi del Territorio, festeggiamenti di San Pietro e Paolo, Soligo di Treviso. Con noi il nostro carissimo amico Enrico, presidente della Proloco di Soligo. Ben ritrovato Enrico, è un piacere averti di nuovo qui accanto a me davanti alle telecamere. Un botto di festa, di voglia di vivere per ringraziare e dare culmine a quello che è l'attività della Proloco, insomma, alla fine. Sì, sicuramente anche quest'anno siamo partiti col botto, iniziamo con Peter Pan, che è stata una serata di partenza, abbiamo avuto il pienone, quindi anche quest'anno le difficoltà non mancano mai sicuramente, non mancano mai le difficoltà, però siamo riusciti a partire anche quest'anno, abbiamo creato qualche evento nuovo, qualche evento sportivo naturalmente per intrattenere la gente, quindi serate che vanno sia dalla musica che dello spettacolo. E ci tenevo particolarmente a ringraziare quest'anno lo staff che ho, il gruppo che ho, specialmente i giovani. I giovani quest'anno hanno dato anima e corpo. Ieri sera era stata una giornata, pensavo che qualcuno mollasse sinceramente. Comunque hanno tenuto botta, quindi sono non soddisfatto, ma molto di più, specialmente i giovani, senza nulla togliere naturalmente ai meno giovani. Che sono sempre il perno portante comunque della Proloco. Sicuramente sì. Comunque ripeto, vedi, abbiamo aumentato anche il Luna Park, cerchiamo di innovarci sempre con tecnologie nuove anche all'effetto dei case per semplificare le code, le liste. Non sempre ci riusciamo, comunque cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, insomma. Nel nostro caso oggi una Proloco che si è avvicinata alla comunità tenendo a battesimo due eventi, uno del ciclismo e uno del foot volley, una nuova attività, quindi tutti i giovani e la Proloco sempre in primis piano per la promozione del territorio. Infatti da quando ho iniziato io do molto spazio ai giovani, perché sicuramente i giovani sono il nostro futuro e quindi è giusto riconoscere le loro iniziative dove è possibile appoggiarle. Quello che riesco a fare con i giovani lo faccio ben volentieri, naturalmente devo mettere qualche paletto, però rispetto, diamo spazio anche ai giovani. Abbiamo praticamente ripreso e ricolto l'invito del sindaco dell'amministrazione comunale di Farra di Soligo. Era giusto ed è doveroso portare avanti questa iniziativa. Tra l'altro ricade all'interno dei festeggiamenti di San Pietro di Paolo qua di Soligo e credo insomma che questo porti un po' di movimento nel nostro territorio. In una cornice e in questa giornata penso che sia molto bello insomma. Abbiamo oggi due eventi, una cross country la mattina che vede iscritte 16 società, circa 160 atleti e a seguire a mezzogiorno partirà una staffetta il trofeo CONI Team Relay con altre 10 società e una quarantina di atleti. Assolutamente sì, l'ho ripetuto anche stamattina in sede di riunione tecnica con tutti i direttori sportivi. Quando si parla di ragazzi dai 6 ai 12 anni, ma anche qualche anno dopo, secondo me, l'importante è che si divertono. L'abilità l'acquisiscono in maniera quasi automatica. Sono piccoli, devono divertirsi e imparare a stare in bici. Noi i prossimi eventi sicuramente ci sarà martedì prossimo una serata dedicata alle famiglie più che altro, quindi un evento alle giostre che sono tutto a €1. Troveremo anche quest'anno come novità non solo panini, ma faremo anche stendere il nostro aperto, quindi grigliata totale, perché le famiglie ci hanno chiesto anche questo. E poi il clou è giovedì che dovremmo fare, oltre che le finali del torneo di calcetto, i fuochi. Diciamo che l'anno scorso i fuochi li ho un po' contestati, tutti andavano bene, però secondo me sono un po' pignolo, ho dovuto richiamarli. Vediamo quest'anno che tipo di spettacolo ci saranno. Invito tutti naturalmente a venirci a trovare, sia per gli spettacoli che possiamo offrire e anche per la nostra cucina che quest'anno ho avuto parecchi complimenti. E un complimento ve lo faccio anch'io e vi invito anche voi, tutti i telespettatori, venite veramente a visitare la Proloco di Soligo, il paese di Soligo, perché è un paese vivo, la gente ha voglia di accogliervi e sicuramente troverete un buon bicchiere di prosecco di OCG e un piccolo piatto di spiedo da assaggiare e degustare qui insieme a noi in mezzo alle colline dell'UNESCO.
Per noi è tutto, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Io e Enrico andiamo a mangiare un boccone perché ce lo siamo veramente meritati. Grazie. Vabbè.